Eder. Mech. Pallister. Il caso di Liliana Resinovic, 63enne di Trieste, continua a destare interesse e interrogativi, a più di 2 anni dalla sua scomparsa e successiva scoperta del corpo. La sua morte, avvenuta il 5 gennaio 2022, ha sollevato numerose domande circa le circostanze che l'hanno circondata. Si è trattato di un omicidio o di un suicidio? Queste domande rimangono senza risposta, e la figura del generale Luciano Garofano, ex comandante del RIS, reparto investigazioni scientifiche, e consulente di Sebastiano Visintin, marito di Lilli, si fa portavoce dell'importanza della scienza nella risoluzione di questo mistero. Garofano sottolinea l'importanza della scienza e della metodologia scientifica nell'affrontare un caso di omicidio o suicidio. L'approccio scientifico è fondamentale per analizzare i dati disponibili e per cercare di interpretare le evidenze in modo obiettivo. Nel caso di Liliana, la scienza potrebbe fornire risposte cruciali, e in particolare, l'analisi del microbiota potrebbe rivelarsi determinante. Questo aspetto è intrigante, poiché il microbiota, l'insieme di microorganismi presenti nel corpo umano, può fornire informazioni preziose sulle condizioni di vita e sulla salute della persona prima della morte. Liliana è stata dichiarata scomparsa il 14 dicembre 2021, e il suo corpo è stato trovato 22 giorni dopo. La lunga attesa per il ritrovamento ha sollevato ulteriori domande riguardo alla sua scomparsa e alle circostanze che l'hanno portata alla morte. La prima autopsia non ha fornito risposte definitive, e la seconda autopsia, purtroppo, ha messo in evidenza errori che possono aver compromesso la qualità delle evidenze raccolte. Il generale Garofano ha menzionato la difficoltà di lavorare su un corpo che è stato conservato in modo inadeguato, sottolineando che il corpo di Liliana era stato trovato in un sacco salma, molto trasformato rispetto a quanto previsto. Nell'ambito delle indagini, l'espressione pistola fumante è spesso utilizzata per riferirsi a prove schiaccianti di colpevolezza. Tuttavia, Garofano avverte che spesso nella scienza non esiste una prova così evidente. Ci sono casi che, nonostante le indagini approfondite, lasciano dubbi irrisolti, errori nel processo investigativo, come quelli che hanno riguardato la conservazione del corpo, possono compromettere le possibilità di ottenere risposte chiare e definitive. L'analisi del microbiota che Garofano ha richiesto è un metodo innovativo e sperimentale. Questo tipo di analisi può rivelare informazioni sulle abitudini alimentari, sull'ambiente di vita, e persino su patologie preesistenti. Tuttavia, l'interpretazione dei dati ottenuti è complessa e richiede un'accurata collaborazione tra specialisti. Garofano ha dichiarato di lavorare con una giovane studiosa italiana con base in Gran Bretagna, e ha enfatizzato che ci vorrà tempo per analizzare e interpretare correttamente i risultati. Il caso di Liliana Resinovic rappresenta una sfida per la scienza forense e per il sistema giudiziario. La mancanza di prove definitive rende difficile giungere a una conclusione, ma la determinazione degli esperti come Garofano e la sua equipe di consulenti può portare a nuove scoperte. La scienza rimane un alleato fondamentale nella ricerca della verità, e la speranza è che le analisi in corso possano finalmente chiarire il mistero dietro la morte di Liliana, portando giustizia e pace ai suoi cari. In un contesto così complesso, l'adozione di metodologie innovative come l'analisi del microbiota potrebbe rappresentare un passo avanti significativo nella risoluzione di casi simili in futuro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.